Per il 2019 l'ULSS 5 Polesana ha previsto un fabbisogno di 482 dirigenti medici. Attualmente ne sono in servizio 432, ne mancano 50. E non perché l'azienda abbia deciso dei tagli o la regione non ne autorizzi l'assunzione. Il problema è a monte. Il problema di fondo è che non riusciamo a reperire alcune figure specialistiche e nello specifico le figure di anestesista rianimatore, di medico del pronto soccorso, di pneumologo, oculista, dermatologo, per cui abbiamo delle situazioni dove nei nostri organici abbiamo buchi appunto non coperti. La mancanza di alcune figure specialistiche patite in Veneto come nel resto d'Italia si sente anche a Rovigo e non ha reso possibile tutte le assunzioni necessarie nonostante i 25 concorsi banditi nel 2018, a cui va sommata un'altra decina di concorsi che l'azienda Zero sta espletando per conto dell'ULSS Polesana. Ciò non significa comunque che il servizio ai cittadini sia venuto meno. L'aiuto dei professionisti, perché in questa fase si stanno sobbarcando un bel po' di lavoro e anche dei discreti sacrifici, stiamo facendo tutto il possibile per garantire i LEA e dare una risposta puntuale in tutti i settori che il nostro servizio sanitario regionale garantisce. La Regione Veneto è impegnata per risolvere il problema. La Regione del Veneto sta proponendo al Ministero l'ipotesi di far sì che possano essere assunti i medici laureati non ancora specializzati, che possono essere assunti in regime di dipendenza e che completino o che attuino il percorso di specializzazione nell'ambito del regime di dipendenza, dipendenti dell'ULSS e dell'ospedale. Se poi venisse recepita la richiesta di autonomia del Veneto in ambito sanitario, potrebbe essere la Regione stessa ad impegnarsi in questo senso.